più valida testimonianza del suo genio è rimasta però nei quaderni in cui annotava i frutti della sua esperienza quotidiana. In queste pagine l'alternarsi delle annotazioni scritte e dei disegni costituisce non soltanto il diario più vivo che un uomo ci abbia mai lasciato a ricordo di sé, ma anche il primo atto di fede di uno studioso nella scienza moderna. Il singolare potere di controllo su se stesso trova conferma nella scrittura in senso contrario, da destra verso sinistra, cui volle costringersi con rigoroso impegno. L'arte e la scienza di Leonardo hanno una meta, la scoperta dei segreti dell'universo. Per arrivarvi Leonardo, umanista e figlio della Rinascenza, scelse come punto di partenza l'uomo, certo che quello sarebbe stato anche il suo punto di arrivo. L'uomo, come ogni cosa nel mondo, egli lo vide chiuso in regole perfette di armonia. Non solo l'uomo, ma anche ogni altro essere vivente del regno animale si rivelò a Leonardo fedelmente legato a sicure leggi di equilibrio. La necessità di scoprire le interne regole di armonia che governano la macchina umana indusse Leonardo a ritrovare sotto l'aspetto esteriore dell'uomo l'interna architettura che lo sostiene ad immagine di quella che sostiene la terra. L'uomo, scriveva, è composto di terra, acqua, aria e fuoco. Questo corpo della terra è il simigliante. Se l'uomo ha in sé ossi sostenitori ed armatura della carne, il mondo ha i sassi sostenitori della terra. Per averne vera e piena notizia, scriveva Leonardo, ho disfatti più di 10 corpi umani, distruggendo ogni altro membro, consumando in minutissime particole tutta la carne che d'intorno ad esse vene si trovava, finché si finisse la intera cognizione. Leonardo, sotto le fasce dei muscoli, ricercò negli organi interni il motivo reale della esistenza fisica dell'uomo. Di fronte al cuore la sua scoperta si veste di commossa ammirazione. Castellano e guardiano della fortezza vitale lo chiamò, meraviglioso strumento inventato dal Supremo Signore, si muove da solo e non si ferma che quando si ferma per sempre. Leonardo cercò di scoprire come tutto quel meccanismo così preordinato e preciso si formasse a poco nel grembo materno.
L'anima della madre, scoprì Leonardo, prima compone nella matrice la figura dell'uomo, la quale nutrisce e vivifica per la vena ombelicale con tutti i suoi membri spirituali. Nella natura un'altra legge, quella della sopravvivenza, conserva la vita solo a chi è capace di difenderla, e Leonardo la definì quando affermò che la natura ha ordinato che molti animali siano cibo l'uno all'altro. La legge cui obbedisce la nascita nel regno vegetale è la stessa, poiché niuna cosa, diceva Leonardo, nasce dove non sia vita sensitiva, vegetativa e razionale. E dove è vita, lì è calore. E dove è calore vitale, quivi è movimento di umori. Il movimento apparve a Leonardo la legge ultima dell'universo, il segreto del suo perpetuo divenire. Il trascorrere dell'uomo dalla vita alla morte e l'alterno mutare delle stagioni gli indicavano soprattutto nella contemplazione diretta dei fenomeni naturali i significati più riposti dei destini del mondo e la loro conclusione finale. I fiumi rimarranno senza le loro acque, la fertile terra non manderà più le germoglianti fronde, non fiano più i campi adorni delle ricascanti biade, tutti gli animali non trovando da pascere le fresche erbe morranno e mancherà il cibo ai rapaci leoni e lupi e altri animali che vivono di ratto. E agli uomini, dopo molti ripari, converrà abbandonare la loro vita e mancherà la generazione umana. E a questo modo la fertile e fruttuosa terra abbandonata rimarrà arida e sterile, e passata la fredda e sottile aria sarà costretta a terminare con lo elemento del fuoco. Allora la sua superficie rimarrà in riarsa cenere, e questo fia il termine della terrestre natura.